oltre al fatto che io non c'ero in conferenza stampa l'altra volta, scherzo, a distanza di una settimana hai parlato con i giocatori, l'hai visto, hai rivisto le immagini, sei riuscito a darti una chiave di lettura di quello che è successo nel mese scorso? No, guarda, infatti pensavo prima, quando venivo qua in macchina, basta, abbiamo già parlato, detto, insomma, visto quello che è stata la partita, sicuramente non quello che è successo, però basta, guardiamo avanti, domani abbiamo 3 partite in 8 giorni, quindi abbiamo visionato, ci siamo confrontati, però poi credo che il bello, insomma il bello, sono partite da giocare, non abbiamo poco tempo da stare lì a piangerci, tra virgolette, insomma, recriminare su quello che è stato, basta, io non sono tanto per recriminare, fare, basta, devo andare avanti, cercare dove abbiamo fatto degli errori e andare avanti in questo passo, basta, con molta tranquillità. Ecco. Quindi, siccome volevo chiederti che corde avevi toccato dei giocatori sti giorni, hai voluto correre avanti, cioè se al di là del correggere certi errori hai voluto chiudere la pagina e guardare. Sì, ma no, non credo che non sia neanche il fatto di toccare delle corde, non ho questa presunzione, cioè sono dell'idea che dobbiamo migliorare tante cose che sicuramente nella gara proprio di domenica scorsa non sono state, però sono tanti aspetti che non è soltanto tattico, tecnico, psicologico, tante cose non sono andate, però può succedere e adesso vediamo, insomma, 3 partite, tante cose da poter vedere, valutare insieme alla squadra, tutti. Io invece ti chiedo, hai detto subito dopo la partita qui ci vogliono le palle per giocare in questa categoria, allora ti chiedo cosa cambierai, se cambierai qualcosa, se puoi dirci già qualcosa nell'arco, soprattutto come mi pare aver capito tu pensi adesso a partita dopo partita, cosa cambierai domani a Vicenza? Cambia un po' perché se uno giudica la prestazione collettiva si dice bisognerebbe cambiarne 10 su 11, tranne il portiere che ha fatto bene e forse anche i 2 centrali difensivi, però voglio dire sicuramente qualcosa penso che avrai già valutato. Poi insomma nella valutazione così dopo la partita è anche stata meno peggio di quella che magari avevamo magari negli occhi dopo la gara, ma poi insomma le palle sono queste reazioni un po' del momento, della rabbia, no, conosco qua, poi voi lo conoscete meglio di me, cioè bisogna avere un altro atteggiamento proprio di personalità, poi le partite puoi perdere, però io credo che il Padova ha bisogno di un altro atteggiamento che non è l'estrazione insomma delle palle, insomma un discorso forte così a caldo, ma può aver dato fastidio, però credo che insomma al di là della categoria gli attributi bisogna averli sempre quando si cerca di cambiare delle situazioni che comunque vanno cambiate, quindi tutto qua con molta sincerità, qualcosa cambierò, qualcosa cambio, perché credo che non cambia tanto per cambiare, non tanto perché non abbiamo fatto una buona gara, perché credo comunque anche le mie conoscenze nel vedere qualche giocatore che ha giocato poco e qualcosa mi piacerebbe, non è che abbiamo moltissime situazioni da cambiare, ecco, però questa settimana tanto vado già avanti, avevamo recuperato Nicastro, però poi ieri si era rifermato e l'indagine ha detto niente, però un po' di affaticamento è venuto ancora, quindi quello non ce l'abbiamo interi, l'abbiamo perso almeno credo nei 7-8 giorni, farà un percorso diverso da quello che è la squadra, nel recupero anche il problema così, quindi già davanti qualcosa in mezzo al campo siamo questi, abbiamo 2 giocatori squalificati che è uno Santini e Frascatore, rientra Barai che si è allenato con la squadra tutta la settimana, poi siamo questi, non è che ci inventiamo niente, è che la prestazione deve essere diversa e insieme al risultato, dobbiamo andare a cercare il risultato, io credo che sia fondamentale. Quindi Nicastro non sarà neanche convocato? Nicastro non credo, no, oggi vediamo, ieri ho fatto un'altra indagine, non so se era stata, però ho fatto un'altra indagine, non c'è niente, però è affaticato
caso stava bene, aveva fatto tutto, e in un calcio ha sentito un po' di... quindi abbiamo fermato e basta. Senti, invece, sempre domenica una domanda, avevi detto, ti hanno chiesto Ronaldo e Alfredson, sembra che non possano giocare insieme, tu hai detto in questo momento sembra così. Avete lavorato su questa settimana oppure farai una scelta tra uno dei due oppure insisterai insomma sulla coesistenza? Ma no, non ho detto che non possono giocare domenica, è tutto così, ma sono frasi a caldo. Io credo che tutti i giocatori possono giocare e trovare gli equilibri generali di squadra che un allenatore deve trovare per primo e insieme ai concorrenti della squadra, però assolutamente non è il mio pensiero, se l'ho detto, ma non mi sembra, insomma. Sicuramente hanno fatto molta fatica entrambi insieme a tutti quelli che erano lì, però credo che sono giocatori che possono giocare insieme, bisogna trovare degli equilibri, bisogna avere una condizione diversa, ancora siamo in una fase che non è proprio quello che vogliamo, ecco. Invece Pesenti come sta? Perché adesso con tutti questi infortuni in attacco lui è pronto, quindi potremo anche vederlo in casa. È quello che io ho detto, insomma, anche lui deve lavorare, ha lavorato poco, si deve tirare su questo tono muscolare in questa gamba e comunque quegli infortuni di Nicastro, Santini, nei punti centrali ne avevamo tanti, ne abbiamo pochi, quindi Soleri e lui e se non ci mettiamo qualcosa di diverso. Temi dell'Artignano, come si affronta l'Artignano? La classifica non deve entrare in inganno, ovviamente. Ma no, non è che temere nessuno, però abbiamo rispetto, insomma sono frasi un po' fatte, però abbiamo rispetto massimo di tutte le squadre, quindi abbiamo visto anche domenica, insomma una squadra che stava bene, l'importante è quello che io ho detto dall'inizio, abbiamo di lavorare su noi, insomma di crescere noi, e quindi con tutto il rispetto loro mi auguro che riusciamo a farle noi le cose fatte bene, poi loro giocano in casa, vorranno fare bene, come è giusto che sia, come tutte le squadre vogliono. Battere il Padova è sempre uno scalpo importante per stare così, quindi lo sappiamo da sempre che queste sono delle difficoltà che trovi. Al di là di quello che dice un allenatore in queste situazioni, cioè penso alla prima, in generale quando ci sono 3 partite in 8 giorni uno fa anche 2 ragionamenti su come può essere utilizzato un giocatore, tenuto a riposo per una o per l'altra. In questo caso non hai molti margini di manovra, quantomeno sull'attacco, in valutazioni del genere? No, sull'attacco no, siamo 5, quindi non è che c'è tanto, quindi 3 partite, insomma, ripeto, poi magari Nicastro questa partita, poi magari vediamo per Ravenna e poi per Triestina. Però al di là dell'attacco non è soltanto il reparto offensivo, cioè dobbiamo lavorare di più, fare meglio, tante cose che credo che in pochi aspetti però tante volte abbiamo fatto. Poi sono quei 5 giocatori lì, quindi nei 3 ruoli, quindi credo che insomma, in queste 3 gare ci sarà tempo e spazio per tutti, però non è tanto trovare spazio, ma è come lo si trova e cosa si dà in campo, che è fondamentale. Prima individualmente, poi sicuramente per la squadra, e anche i banchi di prova che è giusto che ci siano e mi permettono anche di vedere ancora di più, ecco. Non è che eravamo anche ieri, insomma, 19-20 allenamenti, insomma anche delle gare che abbiamo giocato, ci vuole un po' di tempo, però io ho grande fiducia, anche se tutti i domenica eravamo molto così delusi, però vediamo la prossima, vediamo domani poi. C'è un aspetto in particolare in cui vuoi vedere un miglioramento netto rispetto a ciò che c'è di No, poi ho detto prima, magari credo che sia importante comunque anche il risultato, cioè dobbiamo anche andare a caccia di questi risultati, quindi quello è fondamentale, e quindi importantissimo quello, anche al di là della crescita, tutto tutti i discorsi che facciamo, dobbiamo fare i punti, Senti, esulando un po' dal contesto delle 3 partite, ti chiedo, adesso che siamo anche nei già giocati 5, questa sarà la sesta, che idea c'è, che Serie C hai trovato, con visto che questo è anche il girone piuttosto dei 3, anche per l'equilibrio che lo caratterizza? Hai trovato te l'ultima parola, molto
molto equilibrato, tante differenze non ci sono. Poi mi confronto anche con il direttore, con gli altri che hanno visto tante partite, anche la squadra che è in testa, il Vicenza, però vedi che anche 4-5-3-4 partite in vice non è il girone più difficile, credo, anche vedere, insomma, guardando un po' più ieri sera, la seconda del girone A, cioè un punto meno di noi, è un girone molto difficile, tante squadre. E come Più o meno l'equilibrio, ma ancora no, però ripeto, non c'è tutta questa differenza tra squadre e quant'altro, cioè, poi sono partite molto via, mi ricordo, ecco, poi uno si rifà sempre alle esperienze, no? Mi ricordo l'ultimo anno, no, quando ho fatto l'ultima volta lì a Verona, devi per 6 partite, 6 pareggi. Era un disastro, quartultimi, quintultimi, quartultimi, e non riuscivamo mai a vedere proprio 6 partite, quindi poi il calcio è bello, anche quello magari cambia in fretta e poi ci ha portato magari a raggiungere l'ultima giornata e poi è stata così. Questa è un'esperienza, poi magari è diverso, però quello che hai detto, ho trovato un grande equilibrio, non questa differenza, le squadre magari che costruite per vincere, stravincere, cioè, poi in questo girone qui credo che sia veramente molto duro, tante squadre, tante buone squadre. Grazie.